praticamente visto come dire, un vostro video di presentazione, che cos'era? No, questo è un lavoro. degli ultimi lavori. Attenzione, sì. Uno degli ultimi lavori. Uno degli ultimi lavori appunto fatti al Politecnico di Torino. In quel posto triste, così voi siete arrivati, avete proprio cercato per quello, perché era tristissimo e siccome sono incrementate tantissimo le iscrizioni, ci hanno chiamato per dare un tocco alla segreteria dell'income dei studenti che vengono a Torino da tutto il mondo, in particolare dal Giappone ultimamente, e quindi proprio per dare un'accoglienza del genere ci hanno chiamati per dare un tocco, abbiamo scritto benvenuto in tutte le lingue. Quindi diciamo per far sembrare meno provinciale anche questo Politecnico, più facile, più adatto anche a tutti, ormai gli studenti di tutto il mondo, hanno chiamato voi, che avete cominciato, riunite la sorte come graffitisti, graffitari, continuiamo, sì. Avete cominciato a imbrattare i muri, seguiti dalla legge che non voleva. Tantissimo, 10 anni fa abbiamo iniziato a fare i graffiti, continuiamo a farli, è diventato un lavoro, in contemporanea abbiamo aperto uno studio grafico, studio di immagine, studio d'arte e adesso continuiamo a fare i graffiti sempre per hobby, in giro come ci capita, ma siamo chiamati anche da grosse aziende, piuttosto che da comuni, da città. Cioè quello che all'inizio era una sorta di evasione, così è diventato un mestiere. Per fortuna adesso si riesce a dare un senso diverso a tutto quanto. Senti, ma voi avete vinto anche Paratissima o sbaglio? Avete partecipato? Abbiamo partecipato a Paratissima, abbiamo addobbato 2 celle, un concept strano, abbiamo fatto più una performance, c'era un ragazzo che è rimasto chiuso dentro una cella durante i 3 giorni di Paratissima e lui sognava quello che c'era È rimasto all'esterno. chiuso lì proprio? Sì, proprio dentro l'apertura, Forse l'hai meritato a diventare. Il cattivo è messo in carta fuori. Esatto, Lascia cercare un pochettino. 3 giorni e nella stanza accanto appunto c'erano i suoi sogni disegnati su delle scatole di cartone. I suoi sogni che erano là dentro potessero uscire in qualche modo dalla cella, ma in verità rimanevano ugualmente dentro il carcere, erano incatastati uno sopra l'altro nella cella. Insomma, avete preso in giro questo qua. Era un pochettino sì, la verità. Senti, ma adesso avete detto, abbiamo cominciato come graffitari, abbiamo aperto però uno studio e quindi ci stiamo lavorando. Avete un lavoro così di quelli proprio che state per fare adesso, che è la prossima vostra release, di che cosa vi state occupando? Al di là delle cose di lavoro, ieri doveva andare a dipingere, però ho piovuto. Comunque lo fate sempre. Bravissimo Mauro. Ma ieri dovete andare, però oggi non No, più. allora, A volte va così. Insomma, siete un po' diciamo in incognito se non c'è da dire. Abbiamo detto che avete quindi adesso tirato sullo studio, però non abbiamo detto che indirizzo, insomma, come venirvi a contattare, come si fa per scoprire il mondo di Trulli Design, dove devo andare? Allora, bisogna andare sul nostro sito che è www.trulli-design.com oppure potete venirci a trovare in Corso San Maurizio 38A.